Iniziamo subito con i titoli della settimana. L'Associazione Bellunesi nel Mondo sui contributi regionali alla stampa associativa. A Padova si riuniscono le associazioni di emigrazione. Riunione dei dirigenti delle famiglie ex emigranti della provincia. Il 15 gennaio, giornata mondiale dell'emigrazione. A seguito di alcune dichiarazioni di alcuni consiglieri regionali sui contributi che la Regione del Veneto ha recentemente deliberato a favore delle associazioni venete di emigrazione per la spedizione della stampa associativa all'estero, la nostra associazione, con un proprio comunicato del 5 gennaio, che ha ripreso quello pienamente condiviso dell'assessore regionale Daniele Stival, ha fatto presente che tale contributo, anche se modesto rispetto alle spese sostenute, è un doveroso riconoscimento all'importante funzione che svolge tale stampa, prezioso legame con i nostri conterranei all'estero e, insieme al prezioso compito che svolgono le nostre associazioni, in spirito di servizio e di volontariato, a favore dei corregionali emigrati. Ha altresì richiamato il valore storico, morale ed anche economico che rappresenta la grande realtà dei 4 milioni di veneti nel mondo, i cui meriti sono dovunque ripetutamente riconosciuti. Ricordiamo ora, inoltre, che l'opportunità di continuare ad incrementare le risorse per la stampa associativa di immigrazione era stata riconosciuta dalla recente consulta dei Veneti nel Mondo, il massimo organo consultivo della Regione in materia di immigrazione, tenutasi a Toronto a fine novembre. Mercoledì 11 gennaio alle ore 9:30 a Padova, presso la sede dell'Associazione Padovani nel Mondo, convocata dal coordinatore Gioacchino Bratti, riunione delle 13 associazioni regionali dei Veneti nel mondo. All'ordine del giorno un bilancio sullo svolgimento e sull'esito della consulta dei Veneti nel mondo di Toronto, i rapporti con la regione, programmi e iniziative del forum delle associazioni. Sabato 14 gennaio si riuniscono a Limana, con inizio alle ore 9:30, i presidenti e i delegati delle 19 famiglie ex migranti della provincia per l'ormai tradizionale incontro di inizio anno, punto di partenza per l'impostazione dei programmi delle attività del 2012. Il più importante argomento all'ordine del giorno riguarda infatti la programmazione di iniziative congiunte in campo aggregativo, sociale e culturale. Seguirà l'esame di altri argomenti, quali il proseguimento delle attività formative nelle scuole, un'iniziativa di solidarietà rivolta alle comunità bellunesi della Slavonia, alcune proposte per incrementare la diffusione del periodico Bellunesi nel mondo. Anche Belluno celebra domenica prossima 15 gennaio la 91esima giornata mondiale dell'emigrazione, promossa da Benedetto XVI, perché la Chiesa sia ancora più attenta e sensibile alle nuove mobilità umane, promuovendone l'organizzazione e la crescita. Nella diocesi di Belluno-Feltre la giornata sarà celebrata a Cavarzano in 2 distinte fasi. Sabato 14 gennaio alle ore 20:30 nel Salone della Parrocchia, incontro di confronto e di scambio tra cristiani della diocesi e cristiani immigrati. Domenica 15 gennaio Santa Messa, animata da vari gruppi di migranti della diocesi, seguita da un momento di festa. Naturalmente la giornata sarà pure celebrata con modalità diverse in ognuna delle parrocchie della diocesi. ABM News termina qui. Se volete contattarci, mandateci un'email al nostro indirizzo info@bellunesinelmondo.it.